Martino Lucatello in terza corsia, è il vice campione italiano giovanile dei 100 farfalla e dei 50 stile libero, bronzo per lui ai giovanili di Riccione nei 100 stile, quindi 2 argenti e un bronzo. Lucatello sfrutta proprio una delle sue frazioni predilette, la farfalla, per andare via e portarsi con decisione al comando. 26,59 per lui di passaggio. Buon margine da amministrare nelle 3 frazioni che rimangono. Martino Lucatello ai categorie estivi è stato argento sempre nei 100 farfalle, bronzo nei 50 stile libero. Ha già indossato i colori azzurri sia nella stagione 2009 con la Coppa Komen, in cui ha vinto 2 medaglie di bronzo, e nel 2010 sempre in Coppa Komen la medaglia d'oro con la staffetta 4% stile libero e il bronzo nella farfalla. Martino Lucatello 58,45 davanti a Simone Squarzanti 1,04,42. Andrea Facca 1,05,29 in terza posizione. Siamo nella rana, la frazione preferita di Peressini. Matteo Peressini, classe 94 in corsia 1, 2 bronzi ai giovanili 100 e 200 rana. Lucatello continua a condurre con seconda posizione Simone Squarzanti, al terzo posto è risalito Luca Zanatta. Frazione conclusiva stile libero, il primato della manifestazione di Cesare Sciocchetti 2,06 e 15, con Lucatello che ci prova fino alla fine, lanciato verso un'ottima prestazione cronometrica. Portacolori della Leosport, Martino Lucatello 2,06 e 30, davvero ad un passo dal primato della manifestazione. Dietro di lui Simone Squarzanti chiude il secondo in 2,12 e 48, Andrea Facca 2,13.